Siamo al parco con il segretario nazionale della CISL Funzione Pubblica, Maurizio Petriccioli. Sta intervenendo, farà la relazione conclusiva di un progetto dal titolo Europrogettare nella pubblica amministrazione, pensare per progetti, migliorare le competenze per creare sviluppo. Ecco, in sintesi, quali sono le istanze che il sindacato vuole mandare al mondo del lavoro? In effetti può sembrare strano il fatto che il sindacato promuova un'iniziativa dove si parla di formazione di progetti europei. Invece noi pensiamo che fra i ruoli anche educativi che il sindacato può e deve svolgere ci sia proprio l'idea di formare maggiormente i dipendenti pubblici attraverso una forte motivazione e delle nuove competenze, perché attraverso la strada delle risorse europee anche i dipendenti pubblici e la pubblica amministrazione possono portare più risorse al territorio, quindi far crescere i servizi per le imprese e per i cittadini. È una strada nuova ma molto interessante che deve essere sviluppata e noi ci proponiamo di essere e di accompagnare i dipendenti pubblici su questa strada. C'è anche il caso della Blutech, ad esempio, un finanziamento italiano a degli imprenditori che dovevano investire per aumentare l'occupazione in una fabbrica importante come Termini Imerese, invece i soldi sono stati destinati a speculazioni finanziarie. Questi purtroppo sono i casi negativi che bisogna evitare e proprio per questo credo che sia importante invece portare persone che sono esperte di questi fondi, che possono aiutare, come dire, a far nascere tante piccole iniziative, soprattutto legate a idee di giovani. Lasciamo stare le multinazionali vanno nei territori, fatemi passare questo termine, un po' per saccheggiare i territori. Partiamo dal basso, partiamo dalle piccole imprese, dalle persone che hanno voglia di intraprendere, da quelle che vogliono portare un valore aggiunto alle comunità. Le pubbliche amministrazioni devono pensare soprattutto in questa direzione, aiutare le comunità, aiutare le imprese locali per creare uno sviluppo locale. Poi ovviamente anche le grandi imprese possono giocare il loro ruolo, però tristemente soprattutto in Italia abbiamo visto come le grandi imprese, magari io penso alla mia Toscana, abbiamo avuto un caso in cui un'azienda americana ha ottenuto lì in quella impresa un premio per la produttività, dopo 3 mesi hanno portato lo stabilimento in Polonia. Ecco, lasciamo stare chi pensa al territorio senza legami profondi con il territorio, ecco. Cerchiamo di aiutare le persone, le imprese che hanno legami con il territorio. Le risorse europee e le competenze nella pubblica amministrazione possono essere un volano di sviluppo. Un'interessante iniziativa che ha visto anche la presenza qualificata del segretario nazionale della CISL Funzione Pubblica. Infatti siamo molto onorati di questo, perché da più di 15 anni un segretario nazionale non veniva nel territorio di Agrigento, Caltanissetta e Tedenna, e lo abbiamo voluto invitare proprio perché anche lui ha creduto alla forza di questa iniziativa, dal momento che probabilmente ci siamo un po' sostituiti alle amministrazioni, ma a causa probabilmente dei problemi economici che hanno, però crediamo fortemente che la professionalizzazione e la qualità delle competenze offerte dal dipendente pubblico sia oggi al centro di uno sviluppo della pubblica amministrazione e quindi con una ricaduta di sviluppo nel territorio.